in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con lo sportello pensionati. Vediamo subito chi c'è oggi in studio accanto a me. Cominciamo da Renata Della Ricca, che è segretaria AST CISL Udine Bassa Friulana, e Liliana Della Rovere dell'FNP CISL di Udine. Buonasera. Ben ritrovate. Grazie. Grazie per essere qua. Oggi con chi cominciamo? Con Renata. Ci sono novità per quanto riguarda, passi avanti piccoli per cambiamenti sulle pensioni? Ma c'è stato, possiamo dire che noi come CISL siamo veramente soddisfatti per l'incontro che è stato fatto ieri a livello nazionale col ministro Orlando sul tema delle pensioni, ma non solo sul tema delle pensioni, anche sugli ammortizzatori sociali, quindi anche su questo blocco dei licenziamenti, ma in modo particolare sulle isopensioni, sulle politiche attive del lavoro. Noi abbiamo sempre parlato di queste politiche attive del lavoro che sono fondamentali e prioritarie in questo momento, anche dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, perché permettono anche di riqualificare, di fare formazione per i lavoratori e per chi esce da un mondo, da un certo tipo di lavoro, può rientrare in un altro lavoro. Ma il tema più importante che è stato trattato in questo tavolo è che il 31 dicembre scade quota 100 e noi come parte sindacale siamo molto preoccupati perché i lavoratori hanno uno scaglione di 5 anni. Quindi, anche se per il momento di quota 100 mi pare non ne abbiano usufruito in molti, no? Se vogliamo. Allora, non mi è sembrato 100, molto quota 100 è stata utilizzata da molti lavoratori pubblici, è stata utilizzata anche all'interno delle aziende, è stata utilizzata da molte donne che non hanno utilizzato l'opzione donna, ma sono fuoriuscite dal mondo del lavoro con quota 100. Quindi noi quello che chiediamo al governo, chiediamo che le persone possano andare in pensione dopo, con i 62 anni di età e 41 anni di contributi versati senza penalizzazioni, che vengano riconosciuto per le donne un anno per ogni bambino, no? Non solo per il primo figlio, ma per ogni figlio, e questo è anche un aiuto alle famiglie e un sistema di welfare anche per aumentare la demografia del nostro paese, perché siamo veramente malissimo come nascite. Ecco, proprio per quanto riguarda il riconoscimento di un anno per ogni figlio, quali sono le idee anche a livello nazionale? C'è qualche propensione a questi riconoscimenti? Ma dalle telefonate fatte anche tra ieri e oggi... Sì, non è per dare false speranze, sì, ma perlomeno capire a che punto sono le trattative, no? Allora, le trattative, come abbiamo detto, noi siamo usciti da questo tavolo propositivi. Ci saranno altri tavoli in autunno, il prossimo mese è agosto, quindi molti lavori si fermeranno, però con l'autunno andremo avanti, anche perché ci sono 2 commissioni che stanno lavorando, la commissione per i lavori gravosi e l'altra commissione che abbiamo chiesto al ministro Orlando come sta andando, che è la suddivisione della parte delle pensioni, perché dicono che l'Italia spende tanto a livello pensionistico, ma non è vero,
perché noi nello stesso pacchetto abbiamo sia la parte assistenziale che la parte pensionistica, e quindi di dividere queste due spese in uscita, che ci farebbe capire quanto l'Italia spende per le pensioni. Altro capitolo che abbiamo affrontato, che non è da sottovalutare, è per i giovani, il sistema pensionistico per i giovani, e che i giovani si iscrivano ai fondi per avere una pensione dignitosa quando andranno in pensione. Però anche per iscriversi ai fondi, se non guadagnano bisogna trovare a sufficienza, cioè sì, bisogna un attimo, no, trovare una via di mezzo e dare loro la possibilità di farlo, no? Di accedere a questi... Esatto, al lavoro, e quindi entrare nel mondo inutile dire, no, del lavoro. faccio i versamenti, ma se non hai la liquidità sufficiente per farlo... Sono i fondi di categoria, i fondi di categoria che ogni contratto e ogni settore lavorativo sono previsti per i vari tipologie di lavoro. Non so se passare la parola a questo punto a Liliana, proprio per esaminare com'è la situazione sull'isopensioni, no? Sui contratti di espansione. Sì, quei contratti di espansione. Sì, quindi, che possiamo anche collegare appunto... Sì, perché ha gli effetti un altro mezzo per poter andare in pensione prima, perché alla fin fine si accolerà l'azienda il costo, diciamo, di questa isopensione. Che però, lo ricordiamo, al momento questa possibilità... C'è già, perché è nata nel 2019. Fino a 250 dipendenti. Nel 2019-2020 trattavamo sempre di 1000 dipendenti, quindi l'azienda doveva essere grossa. Da adesso al 2021 trattiamo 500 dipendenti o in casi particolari 250, quindi sono aziende già un pochino più ridotte rispetto alle iniziali. Quindi queste aziende qua si accollano in pratica i 60 mesi che mancano al dipendente per poter avere i requisiti pensionistici. Quindi l'azienda come si comporta? L'azienda fa la domanda all'INPS per poter entrare in questo discorso allegando una fideiussione, quindi garantisce mensilmente di pagare questa indennizzo o isopensione al lavoratore che ha cessato, perché da quel momento che accetta questo discorso con l'azienda cessa l'attività lavorativa. Il suo indennizzo, la sua pensione sarà calcolata sui contributi e sulle retribuzioni al momento della cessazione, quindi la sua decorrenza sarà il mese successivo alla cessazione. Questo indennizzo, questa isopensione viene pagata per 13 mensilità, quindi non perde nulla, neanche una mensilità. L'IRPEF è regolarmente come quella nella busta paga, quindi avrà anche le trazioni d'imposta, tutto uguale, quindi non gli cambia nulla, diciamo. E quindi il lavoratore quindi ha la possibilità a 62 anni di poter rimanere a casa, e l'azienda mensilmente lo paga attraverso l'INPS, perché è l'INPS che pagherà, quindi l'azienda manda la provvista all'INPS, l'INPS si fa carico di mandare con i suoi sistemi dei flussi eccetera l'isopensione all'interessato. Al momento che ha il requisito pensionistico le verrà liquidata la pensione. Logicamente se è una pensione di vecchiaia a 62 anni può andare, quindi 5 anni prima. Se è una pensione anticipata, sono 37 anni e 10 mesi per l'uomo e 36 e 10 mesi per la donna, però l'azienda si deve prendere carico anche di versare i contributi correlati, in modo che non saranno 36 e 10 mesi, ma gli aggiungi 5 anni che l'azienda si accolla ai contributi da versare, quindi non perde, diciamo, il lavoratore non perde nulla. Ecco, vorrei ricordare a questo punto ai nostri amici telespettatori che se vogliono possono chiamarci in diretta 0432 573517 oppure inviare sms al 351 570 5687. Ed è arrivato un messaggio proprio per Renata. Volevo chiedere alla signora Della Ricca se nel recente incontro con il ministro Orlando si è parlato di ulteriori proroghe per opzione donna. Sì. Ecco, quindi... Sì, si è parlato anche di questo, in modo che non venga, cioè a dicembre, il 31 dicembre, termina solo la quota 100.
per Opzione Donna e altre anche le pensioni per i lavori gravosi stanno andando avanti, e infatti ci sono le commissioni che stanno portando avanti tutte queste forme di pensioni che avvantaggiavano certe tipologie di lavori. Anzi, in queste commissioni abbiamo chiesto anche lo stato dell'arte attuale, perché stiamo valutando di inserire anche altre tipologie di lavoratori gravosi. Quindi Ape Social, quindi a 63 anni c'è già la possibilità di poter andare in pensione, diciamo, e quindi è utile. E volevo aggiungere sull'isopensione che ancora se ne sente parlare veramente poco, perché noi come tessuto anche industriale del nostro territorio non abbiamo grandi aziende, grandi dimensioni, però quelle che ci sono, perché bene o male abbiamo anche delle aziende grandi, si inizia a parlare ai tavoli di contrattazione anche della isopensione, e stiamo valutando come incentivare, cioè come l'azienda può aderire all'isopensione, ma quello che noi chiediamo sì, l'azienda si accolla i contributi, ma anche di reinserire e di inserire all'interno del mondo produttivo dei giovani. Quindi da una parte aiutare ad andare in pensione, ma e dall'altra che vengano reinseriti dei giovani. Ogni 3 che vengono esodati in questa forma viene assunto uno nuovo. Per questo e poi verranno fatti dei corsi di formazione per quelli nuovi assunti, quindi questo comporta anche all'azienda delle cose che deve seguire, diciamo. Logicamente i 3 assunti sono quelli previsti dalla norma. Certo. Noi come parte sindacale chiediamo uno sforzo maggiore alle aziende, invece di ogni 3 1, chiediamo i 3 2 assunzioni, ed è che questo che noi come parte sindacale cerchiamo di portare a casa. Comunque in certe aziende abbiamo iniziato a buttare dei piccoli sassolini su questa tematica, li stiamo portando avanti, magari i prossimi incontri speriamo di portare un messaggio positivo, che facciamo andare in pensione chi ha già 62 anni e ha fatto il suo percorso lavorativo, ma riusciamo anche a reinserire dei lavoratori tramite dei giovani nel mondo del lavoro anche attraverso il percorso formativo, ed è per questo che noi battiamo su una riforma delle politiche attive del lavoro. Bene, ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Vi ricordo, se volete potete telefonare allo 0432 573517 oppure inviare sms al 351 570 5687. A fra poco. Ed eccoci nuovamente in studio. Liliana, hai la tabella, no? Come tecnico, la tabella delle scadenze, anche per ricordare ai nostri telespettatori che hanno degli obblighi ben precisi, per dopo non lamentarsi se si sono dimenticati, no? Se non ricevono qualche cosa perché si sono dimenticati. Quindi anche per il mese di agosto, che per chi riscuote la pensione tramite posta, c'è l'anticipo, diciamo, al 27, che era già ieri, dal 27 al 31 luglio per la rata di agosto. Chi ha riscosso già la rata, diciamo, e non ne ha diritto, l'INPS ne richiede la restituzione. Mentre invece chi ha il pagamento tramite gli uffici la banca, la valuta è il 2 agosto. A luglio è stata erogata anche la 14ª per tutti chi ne aveva diritto. Chi non l'ha ricevuta e ritiene di aver diritto può fare la domanda di ricostituzione documentale allegando i RED, quindi potrebbe essere riesaminata in seguito. Adesso sono partite delle lettere da parte dell'INPS per la 14ª, che è stata erogata in via provvisoria nel 2017-2018, quindi dice, dai controlli, diciamo, che sono stati fatti superavano i limiti, quindi verranno recuperata in 24 rate, quindi successivamente dalla lettera, diciamo, partiranno le 24 rate di recupero.
Poi per tutte le pensioni che sono collegate al reddito, quindi che hanno la prestazione accessoria, quindi per quello che riguarda il trattamento minimo, per quello che hanno la maggiorazione sociale o hanno la trattenuta per la reversibilità della 335, hanno ricevuto il sollecito per il 2017 e 2018 che non hanno presentato i redditi. Dal mese già di agosto e settembre verrà fatta una trattenuta di 14 euro per le pensioni minime e 10% per quelle altre pensioni, però dovranno tassativamente entro il 15 di settembre presentare modelli reddituali che non sono mai stati presentati. Se non vengono presentati viene revocata la prestazione, diciamo, definitivamente, quindi quello che hanno ricevuto ne viene revocata e non la potranno più riavere, anche se fanno una domanda successiva di ricostituzione. Ecco Liliana, precisiamo bene, ricordiamo, quindi entro il 15 settembre devono presentare il modello reddituale, quindi sanno benissimo quando vedono questa trattenuta o di 14 euro per quelle che sono al minimo, quindi le 515 euro, e vedono questa trattenuta di 2 mesi, devono ricevere la lettera. Se non ricevono la lettera capiscono immediatamente che c'è qualcosa che non va, quindi devono andare al CAF, presentare il modello RED o anche da soli con lo SPID, il modello RED entro il 15 settembre. Se perdono questo tempo, diciamo, dopo non potranno riavere la prestazione accessoria che avevano diritto, quindi trattamento minimo, maggiorazione sociale o nella reversibilità hanno la trattenuta della 335, quindi gli viene automaticamente tolta quella quota. Questo riguarda appunto, diciamo, i trattamenti accessori. Poi prosegue naturalmente sulle pensioni la trattenuta IRPEF per quelli pensionati che non hanno pagato a sufficienza, diciamo, che il debito dell'IRPEF era superiore al dovuto, quindi non hanno versato completamente la rata, l'importo dell'IRPEF, e quindi li prosegue fino al mese di novembre. Dunque col mese di agosto, quindi sarà adesso verificato per il 2 agosto, riceveranno tutti quelli che hanno presentato il modello 730 entro il 30 giugno, il rimborso per quelli che sono a credito e la trattenuta per quelli che sono a debito. Questo, naturalmente per chi ha presentato il 730 successivamente al 30 giugno e ha chiesto la rateizzazione dell'IRPEF a debito, non può, cioè se la presenta per tempo avrà le rate che sono state richieste, altrimenti le rate vengono ridotte e quindi entro novembre deve essere chiuso il discorso della rateizzazione su 730. Bene, continuiamo dopo con altre scadenze, Sì. perché adesso avrei piacere di parlare con Renata per quanto riguarda la sanità, anche perché ieri c'è stata una manifestazione indetta però dalla CGIL davanti alla sede della Regione a Trieste. L'altro ieri invece c'è stato questo accordo raggiunto insieme a CISL e UIL e l'assessore appunto regionale alla salute per quanto riguarda i RAR. Vorrei capire, cioè, siete partiti insieme, CGIL, CISL e UIL. È la CGIL che si è persa per strada? Siete voi che avete voluto perdere la CGIL per strada? La CGIL vuole andare per conto suo? La CISL sta facendo... Non arrivo... Cioè, ci sono posizioni diverse, avendo qui appunto la segretaria AST dell'Udinese, della Bassa Friulana, vorrei un attimo arrivare a dipanare un po' questa matassa. Allora, perso la CGIL? No, noi come abbiamo detto tante volte su tanti tavoli, gran parte dei tavoli siamo insieme, abbiamo fatto un grande lavoro unitariamente, CGIL, CISL e UIL, per la pandemia, abbiamo firmato tanti protocolli per la sicurezza anche dei lavoratori all'interno delle aziende. Stiamo lavorando anche per l'incontro a livello nazionale, si sta lavorando insieme. Premetto che l'ERAR non è la parte confederale che ha firmato, sì, ma è un accordo categoriale della funzione pubblica. Certo. La funzione pubblica ha firmato l'ERAR sono le risorse aggiuntive, e ogni anno viene firmato l'accordo perché
è la regione che mette i soldi per la parte le prestazioni aggiuntive. Quali sono le prestazioni aggiuntive? Sono tutte le ore lavorate in più, soprattutto nell'emergenza Covid, no? Praticamente sono anche i turni, sì, la turnazione, perché le notti rientrano nelle RAR, tutte le indennità anche rientrano nelle RAR, quindi ogni anno viene firmato questo accordo. Sono arrivati con la regione, l'assessore, sono stati sbloccati i fondi, questi 5 milioni, sì, e quindi all'interno di questo pacchetto ci sono anche i soldi per le RAR. Come CGIL, come CISL e UIL abbiamo pensato al bene dei lavoratori, perché ci sembrava ingiusto che chi ha lavorato in questi mesi di pandemia, che ha fatto ore su ore, turni su turni, non potesse prendere in futuro queste parte salariale che non è un po' scollegata dal contratto nazionale. Quindi entrambi i fronti chiedono la stessa cosa. Entrambi i fronti, solo sì, evidentemente con vedute diverse. Con vedute si vede diverse, non saprei dare una spiegazione, una giustificazione il perché la CGIL non ha firmato questo accordo. Al tavolo l'hanno firmato la funzione pubblica, sì, della CIS, la funzione pubblica della UIL e anche gli altri sindacati, se non erro la FIALS. Ecco, proprio rimaniamo in tema di sanità, proprio per quanto riguarda la riforma, qui a livello regionale. Questo è un aspetto, no? Sì. Per le prestazioni aggiuntive, quindi il pagamento di queste ore lavorate extra, ma anche per quanto riguarda la sistemazione nuova, l'assetto nuovo della sanità regionale. Volevo capire un attimo anche il pensiero di Renata. Strutture private per evitare, no, che le persone usufruiscano delle strutture private extraregionali. Al tempo stesso però finanziamento maggiore alle strutture pubbliche, alla sanità pubblica. Ma noi siamo una regione che ha sempre messo in primo piano la nostra sanità pubblica e dobbiamo portare avanti la sanità pubblica. Noi però abbiamo anche della sanità convenzionata, privata, sì, dove tutti i cittadini si rivolgono e si sono rivolti anche in questo periodo di pandemia. In questo momento con la pandemia abbiamo delle liste lunghissime e le liste d'attesa molto lunghe, quindi anche all'assessore abbiamo chiesto di snellire e di cercare di venire incontro ai cittadini che hanno bisogno delle prestazioni, incentivando anche la sanità convenzionata privata, che bene o male tutti noi utilizziamo. Ecco, cosa posso dire? L'assessore, quello che ci spiega anche ai tavoli, è di valorizzare la nostra sanità all'interno della nostra regione e di non andare fuori regione, perché ha un costo maggiore per le casse nostre regionali. Quindi ritengo che non siano neanche dei ragionamenti scorretti da fare all'interno della nostra regione. L'importante è portare avanti sempre gli ospedali, la sanità pubblica e che vengano fatte anche delle assunzioni, perché i nostri ospedali non vanno avanti se non c'è il personale che ci lavora al proprio interno. Ritorniamo alle scadenze pensionistiche. Sì, adesso sappiamo anche l'INPS che ha inviato delle lettere con la certificazione per i lavoratori che appartengono alla nona salvaguardia, sono 2400 in tutta Italia,
quindi esodati. Questi hanno fatto la domanda entro i primi di marzo 2021, quindi riceveranno quella lettera della certificazione e potranno andare in pensione adesso con la vecchia normativa, con la normativa antefornero. Poi tra l'altro, questi sono un numero veramente esiguo, quindi sono quelli che sono rimasti fuori proprio dall'ondata diciamo, degli esodati dal 2007 in poi. Tra l'altro, allora, adesso abbiamo anche come scadenza entro il 31 luglio il REM, reddito di emergenza, quindi per fare la domanda c'è tempo fino al 31. Poi ricordo sempre per i residenti all'estero che devono presentare l'esistenza in vita alla Citibank entro settembre, perché sennò la rata di novembre viene automaticamente sospesa. Tra l'altro adesso c'è gli assegni familiari che sono partiti dal 1° di luglio, quindi hanno potuto fare la domanda a tutti i lavoratori dipendenti che avevano l'ANF in scadenza, quindi hanno presentato i redditi nuovi, e poi per gli altri per l'assegno temporaneo ponte che possono presentare la domanda fino al 31 dicembre, però fino al 30 settembre se presentano la domanda avranno anche gli arretrati da luglio. Quindi questi devono premurarsi di avere l'ISEE, quindi chiaramente lì ci vuole un po' di tempo, quindi entro settembre ce la faranno senz'altro, dico. Se con l'ISEE possono presentare la domanda e avranno la risposta, spero. Seguentemente vedremo l'ondata che ci sarà di questi assegno ponte, diciamo, no? Ci facciamo un'altra piccola pausa, rimanete con noi, ci vediamo fra poco. Abbiamo messaggio, buonasera, lavoro da privato, 38 anni lavorativi, devo fare 42 anni di lavoro per la pensione e se mi licenziano che cosa succede? Questa persona dovrebbe essere un infermiere che lavora da 38 anni a 57 anni. Quindi se ha 57 anni, dunque va potrebbe... in NASPI, se lo licenziano va in NASPI. 18 mesi di NASPI, quindi potrebbe avere, se lui ha fatto un anno prima come precoce, potrebbe avere la possibilità di andare con 41 anni, quindi 41 essendo in una categoria come disoccupato, diciamo. Altrimenti 42,10 perché il quota 100 non ci sarà più. Sì, non hai altre aspettative. Non ci sono altre possibilità. No. Posso sapere che trattenute ci sono sul lordo della pensione richiesta? Trattenute sul lordo della pensione. Che trattenute ci sono? Beh, sarà in base al reddito, sì, perché dico c'è la trattenuta da 23, 33, sì. Quindi a fasce di reddito, poi ci sono le fasce che sono le detrazioni che si tolgono prima. Quindi bisogna prendere una tabella e seguire la tabella, quindi non è che si può, non è tassativo. A seconda dell'importo ci sono le varie... Sì, perché anche le detrazioni sono con una proporzione, quindi non è che sono fisse, quindi non è che dice io detrago 100 perché ho reddito, no, detrago in proporzione al reddito complessivo che ho, quindi è diverso secondo la casistica di ogni reddito, diciamo. Con Liliana io tornerei un attimo, un passo indietro per chiarire le cose, sempre per quanto riguarda i contratti di espansione, no? L'integrazione. Ecco, spieghiamo bene in che cosa consiste questa parte. Nel contratto di espansione? Sì. Il contratto di espansione, diciamo, come si comporta l'azienda o nel lavoratore, diciamo, come la vede il lavoratore, diciamo, perché il lavoratore gli mancano, mettiamo appunto 4 anni per poter andare in pensione. L'azienda ha 500 dipendenti, quindi l'azienda fa degli accordi sindacali, quindi dice i lavoratori che rientrano in questa categoria, eccetera, possono
nei 5 anni possono usufruire di questa isopensione. Credo di essermi sbagliata. Ecco, quando si perdono i 5 anni, nella domanda. Allora, no, era un altro discorso questo. Sì. Io stavo parlando prima delle prestazioni accessorie, sulle prestazioni pensioni. accessorie, Sì, che ero era convinta che fossero Sì, collegate perché non prima era collegato. parlavamo delle aziende e ecco. ci siamo un po'... Esatto, allora le prestazioni accessorie sono quando, oltre sempre a un carattere diverso assistenziale, perché non sono legate ai contributi, perché la pensione è quella che è. Quindi se uno ha una pensione che alla fin fine del calcolo vale 300 euro, può chiedere, se non ha reddito, l'integrazione al minimo. L'integrazione al minimo gli viene rapportata la pensione a 515. Sì. Quindi questo è un'integrazione al minimo, quindi meno di quella cifra lì non puoi vivere, diciamo, e questa viene erogata direttamente all'INPS. Ogni anno però loro devono presentare il RED, il modello RED, per poter dire che io non ho altri redditi oltre alla pensione. O l'INPS riesce, se fanno i 730, a leggerlo direttamente dall'ufficio entrate, allora è un altro discorso. Se l'INPS non riesce a leggere i redditi o anche presume che abbia delle pensioni estere o qualcosa del genere, chiede all'interessato il reddito. Quindi ogni anno l'interessato presenta il reddito. Se l'interessato dopo 1 o 2 solleciti non presenta i redditi, quell'anno lì non avrà l'integrazione al minimo, quindi la sua pensione verrà riportata a 300 euro, quindi io non ti do quello che ti manca per i 515 e quindi tu vai avanti con il valore puro della tua pensione. Questo è il discorso dell'integrazione al minimo e che se uno non presenta i redditi. Vale lo stesso discorso per la maggiorazione sociale, che quindi se uno ha compiuto 70 anni dice io ho un reddito basso, anche familiare, coniugale, non ho più di quella cifra lì, tu mi dai 80 o 100 euro a secondo della casistica. Se non mi presenti i redditi, dice l'INPS, io te lo tolgo e quindi allora una volta te lo sollecito, la seconda volta te lo sollecito, non me lo presenti, quell'anno lì te lo tolgo e te lo recupero. Questo è il discorso, che lo può recuperare a posteriori. Se invece uno si è dimenticato, non l'ha presentato, ha 5 anni di tempo per poter se non è stato sollecitato, quindi l'INPS è indietro con la richiesta, non è stato sollecitato, non è nel momento... Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, ma non volevo dire il mio nome, è possibile? Volevo sapere per cortesia, siccome a me è mancato un figlio a dicembre, no? E pagato tanti anni i contributi, noi siamo genitori, tutti e 2 invalidi, se abbiamo diritto di qualcosa o niente. Lui non era sposato, non ha figli, abbiamo pagato tanti anni i contributi, se è possibile avere qualcosa o no. Non ho capito un granché, sono tutti e 2 è invalidi. È morto il figlio che non era né sposato né niente, appunto, e i 2 genitori chiedono, visto che hanno problematiche... Avevamo un'impresa familiare, per pagare i contributi. Quindi loro hanno la versibilità ai genitori. Beh, se provvedeva il figlio al sostentamento dei genitori, allora avrebbero diritto alla reversibilità. Adesso se i genitori hanno una pensione propria, no, non è possibile. E quindi recuperare i contributi che il figlio ha versato non è possibile? No, non è possibile, solamente appunto se il figlio provvedeva, diciamo, al mantenimento dei genitori e loro non hanno nulla, allora in quel caso poteva avere la reversibilità. Questo sì. In questo caso niente allora. Altrimenti solo no. se il padre o la madre non hanno una pensione o un reddito minimo per il sostentamento. Ho capito. Non abbiamo diritto di niente, se abbiamo un po' di pensione, bassa pensione, niente. Non abbiamo diritto di niente. Ho capito, la ringrazio. Signora, grazie a lei per aver chiamato. Signora, arrivederci, signora, mi dispiace. Chiudiamo la trasmissione con Renata. Io vorrei partire dalla manifestazione Novax, visto che anche tu come CISL hai invitato la popolazione a vaccinarsi. Ecco, un tuo pensiero, Renata, in chiusura di trasmissione. Allora noi come CISL ci siamo anche espressi più volte che noi dobbiamo proteggere tutte le persone fragili
E quindi abbiamo sempre invitato i lavoratori e lavoratrici e i cittadini a vaccinarsi e a tutelarsi verso questo coronavirus. Logicamente se uno non vuole vaccinarsi, in questo momento non c'è una legge che gli impone la vaccinazione ed è corretto che ognuno esprima il proprio pensiero. Siamo liberi, siamo uno Stato democratico, libero, e questo noi lo accettiamo. Come CISL siamo usciti anche in questi giorni anche nei confronti delle parti datoriali, perché noi abbiamo delle aziende dove ai lavoratori chiedono il Green Pass per entrare nell'azienda. Noi ribadiamo che il Green Pass ad oggi non è obbligatorio e non è obbligatorio presentarlo all'interno delle aziende. Abbiamo fatto in questi 2 anni, 1 anno e mezzo, dei protocolli per mettere in sicurezza le aziende. Le aziende non hanno avuto questi numeri importanti di lavoratori che hanno preso il Covid, quindi come non si può richiedere al lavoratore se ha fatto o non fatto il vaccino, perché anche i protocolli che noi abbiamo sottoscritto perché ci fossero delle hub apposta per i lavoratori erano tutti su volontari e anonimi, cioè il lavoratore poteva chiedere al medico competente che andava a vaccinarsi, ma non deve dichiararlo al datore di lavoro. Bene, siamo giunti in trasmissione, comunque il messaggio che arriva dalla CISL è vaccinarsi. Vaccinarsi per tutelare le persone fragili. Nella libertà siamo un paese democratico, libero. Se uno non vuole vaccinarsi farà di propria coscienza. Bene, siamo giunti in chiusura di trasmissione. Ringrazio Renata Della Rica, segretaria AST CISL Udinese Bassa Friulana, e Liliana Della Rovere. Grazie per essere stata, anche a te, grazie per essere stata qui con noi dell'FNP CISL di Udine. Ringrazio i telespettatori e noi ci vediamo la prossima settimana, sempre in diretta il mercoledì alle 18:15 qui su Telefriuli con lo sportello pensionati. Ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. Arrivederci a tutti, buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.